misericordia, perdonami. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Figlio mio, affidami ogni occasione nella quale hai condannato il tuo prossimo, ma anche quelle in cui sei stato condannato ingiustamente, e resta qui, alla mia presenza, nella pace e senza lamentarti. D'ora in poi io ti darò aiuto e forza per sopportare in silenzio e nell'offerta le ingiustizie e le condanne. Fammi dono del tuo orgoglio ed io ti donerò la mia umiltà. Insieme saremo fianco a fianco per riscattare questa situazione e per la salvezza delle anime. Se tu dovessi cadere nella tua debolezza, io sarò là per portare ciò che tu non riesci a portare, e la mia mano ti risolleverà attraverso la confessione, e insieme ricominceremo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Figlio mio, affidami la tua innocenza perduta, tutte le ferite e le piaghe del passato e del presente. Donami la tua solitudine e il tuo dolore. Donami la tua purezza perduta, le tue speranze deluse, i tuoi sogni infranti. Donami le tue croci e prenderò lo stesso con gioia il tuo fardello. Grazie per tutte le volte che hai portato la croce con coraggio, malgrado la tua debolezza. Tu lo hai fatto per le anime che io amo. Io guarirò le ferite del tuo passato e del presente. Io ti restituirò la tua innocenza e la tua purezza. Metterò nel tuo cuore una speranza nuova e tu rinascerai nell'amore, nella luce, nella bellezza. La tua innocenza risorge con la mia resurrezione. Questa è la tua eredità. Tu sei mio figlio, un figlio di Dio, senza la tua buona volontà. Io sono impotente perché ho bisogno del tuo amore per aiutarmi a portare questa croce dell'innocenza crocifissa in coloro che ti circondano e anche in te stesso. Insieme noi saremo vittoriosi. Io sono sempre con te. Padre nostro,
secoli dei secoli. Amen. Santa Madre, te voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Figlio mio, affidami tutte le tue cadute, i tuoi fallimenti, i tuoi scoramenti e cedimenti. Quando ti sei allontanato da me, quando mi hai schiacciato con i tuoi peccati, quando hai maltrattato la mia vita divina in te e negli altri. Donami i tuoi ripiegamenti su te stesso, i tuoi compiacimenti nella tristezza e nella malinconia. Lascia che io ti doni in cambio la mia gratitudine per ogni volta che sei riuscito a risollevarti e a proseguire sul tuo cammino. Permettimi di ringraziarti per esserti rivolto umilmente verso di me con un profondo pentimento del cuore. Io mi rallegro insieme a te per ogni nuovo inizio del tuo cammino verso il cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta
secoli. Amen. Santa Madre, te voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Madri e padri, affidatemi le vostre pene e i vostri dolori. Donatemi la vostra impotenza quando vedete i vostri figli allontanarsi da me. Figli, affidatemi la vostra angoscia quando dovete percorrere dei sentieri che i vostri genitori non comprendono pienamente e che non potete spiegare. Ponetemi nello sguardo d'amore costante tra la mia purissima madre e me stesso, e tutto si sistemerà. Io vi dono mia madre perché sia vostra madre. Io vi dono mio padre perché sia vostro padre. Io sono la via, la verità, la vita. Venite, seguitemi.
quella stazione Gesù mi ha aiutato dal Cireneo a portare la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Figlio mio, affidami tutti quei rifiuti di aiutare l'altro quando era in tuo potere farlo. Donami tutte le occasioni nelle quali hai reso più pesante il fardello altrui invece di alleggerirlo, o quando hai resistito o preso la croce a malincuore. Donami il fardello delle tue virtà. Io, in cambio, mi ricorderò di tutte le volte in cui hai aiutato gli altri, o di quando hai preso su di te gioiosamente il
tenerezza, ti darò forza nei gesti d'amore che farai, ti darò dolcezza, discrezione. Ho così tante persone da consolare. Dammi il tuo sguardo così altero, e le immagini che ti creano turbamento. Io ti donerò i miei occhi di misericordia e di amore, e purificherò la tua memoria e la tua immaginazione. Tu ed io insieme consoleremo i miei cari figli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del ventre tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Madre, te voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Ci adoriamo Cristo ed
benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Figlio mio, affidami il peso dei tuoi peccati. Ti schiacciano così tanto. Hai spesso l'impressione di non avere la forza di risollevarti, o quando ci riesci ti senti troppo debole, ricadendo immediatamente negli stessi errori. Questo ti fa restare costantemente in uno stato di pena e di sofferenza. Io sono venuto per risollevarti, per prendere questo terribile fardello che ti schiaccia fino al punto di disperare. Donami semplicemente i tuoi peccati, poco importa il loro orrore. Io non vengo per condannarti, ma per consolarti ed amarti. Vienimi incontro attraverso la confessione. Non ti preoccupare se non sai da dove iniziare. Vieni dal sacerdote e spiegagli le tue difficoltà. Chiedigli di aiutarti. Vieni così da me spesso, perché io ti aspetto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
siano impresse nel mio cuore. Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Figlio mio, affidami tutte le volte in cui hai trascurato le preghiere per le tue intenzioni e per quelle della tua famiglia. Quando hai smesso di pregare dicendoti: nessuno ascolta le mie preghiere, Dio non mi risponde, Dio non si preoccupa di me o della mia famiglia. Fammi dono di tutte le preghiere alle quali non ho risposto secondo le tue aspettative e di tutte le preghiere alle quali ho risposto secondo le mie vie, ma che tu hai respinto. Tutte queste preghiere ti portano alla santità. A volte questo dono si presenta sotto l'aspetto di una sofferenza, di una perdita o di una pena, perché la tua anima cresca in coraggio, in amore, in abnegazione. A volte il dono sarà mandato di gioia, di pace e di felicità. Non esiste preghiera dei miei figlioli che io non esaudisca, perché io vi amo.
siano impresse nel mio cuore. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Figlio mio, affidami tutte le volte in cui non riesci più a proseguire, perché io so bene quello che provi. Io ero prostrato qui per il mio amore per te. Donami tutta la tua angoscia e credi al potere del mio nome. Ricorri al mio nome, Gesù. Io ti amo così tanto e ti conosco per il tuo nome. Fammi dono di tutte le tue parole inutili, quelle che hanno ferito gli altri e te stesso. Metterò sulla tua bocca il silenzio dell'amore, parole di benedizione e di lode. Guarda mia madre, il cui cuore così tenero mi diede il coraggio di risollevarmi e di continuare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo
stazione. Gesù è spogliato delle vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Figlio mio, affidami tutti i beni che ti ho donato all'inizio, ma dai quali hai tanta difficoltà a distaccarti. Donami i tuoi beni più preziosi ed io ti darò la vera libertà del cuore e dello spirito. Donami tutte le tue ricchezze materiali, intellettuali e spirituali. Offrimi tutto ciò che ti ho donato e in cambio io ti inonderò con ancora più grazie, perché hai paura, figlio mio. Io sono Dio e sono capace di prendermi cura di te. Donami la tua mancanza di generosità ed io ti donerò tutta la mia generosità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
11ª stazione. Gesù inchiodato sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Fammi dono di tutti i tuoi cattivi gesti, abitudini e deviazioni. Donami tutto ciò che hai toccato, che ha sporcato il tuo corpo, il tuo spirito e la tua anima. Io purificherò il tuo tatto e regolerò i tuoi gesti e i tuoi atteggiamenti. Io ti ristabilirò nella realtà delle cose buone e belle che ho creato per te. Donami tutte le volte in cui ti sei lamentato quando ti proponevo di rimanere con me sulla croce per amore degli altri. Donami il tuo timore per te stesso o per gli altri. Io ti donerò in cambio il coraggio di diventare volontariamente una vittima di riparazione e di amore. Non temere nulla, io sono con te e guarda, la tua Madre Celeste ci accompagna. Padre nostro, che
14ª stazione. Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Figlio mio, affidami il tuo timore della sofferenza ed io ti accompagnerò nella tua sofferenza, donandoti la gioia di unire insieme i nostri cuori trafitti con mia madre per la salvezza del mondo. Donami la tua ribellione e la tua paura della morte, sia per te che per coloro che ami, perché sulla croce io ho vinto l'odio e la morte. Donami il tuo grido di angoscia ed io ti donerò il grido di vittoria. Sia fatta la tua volontà. Dovrai solo ricordarti di me, che la vita alla mia presenza ti apparterrà. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
Cristo e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Figlio mio, affidami la tua innocenza crocifissa, donami tutte le tue mancanze di tenerezza e di calore umano del passato e del presente. Riposati ed abbandonati tra le braccia dell'amore materno che io ho per te. Fai appello alla tua Madre Celeste. Le sue braccia riceveranno il tuo spirito, il tuo corpo e la tua anima feriti. Tu sei suo figlio, come lo sono io stesso. Le sue lacrime intercedono per te. Amala quanto lei ti ama. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
14ª stazione. Gesù è deposto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Riposa in silenzio qui. Figlio mio, affidami tutto ciò che è in te, come sentimenti di solitudine e di morte. Io ti darò la fiducia, la fede, l'amore della mia volontà, il gusto della vita, il desiderio del mio amore e dell'amore fraterno. Tu non sei mai solo, neanche un solo istante. Donami il tuo vuoto e il tuo niente. Io ti donerò la mia pienezza. Dammi le tue lacrime, la tua tristezza,
di servizio, pieno di gioia. Io ti prego, in nome di Gesù, Salvatore di tutta l'umanità, e per intercessione della Santa Vergine, degli angeli e dei santi, te lo chiedo in onore dei cuori eucaristici di Gesù e di Maria, all'ode e in azione di grazia offerti alla Santissima Trinità. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La Via Crucis